Intanto il pensiero va alla flottiglia. La flottiglia è il simbolo della resistenza. Come c'è stata la resistenza antifascista contro il nazismo, oggi la flottiglia rappresenta la resistenza contro il potere militare, l'orrore della guerra, l'orrore delle potenze, il cinismo assassino e criminale di governi come quello di Netanyahu, quello degli Stati Uniti, ma anche contro la complicità internazionale rispetto a quanto sta avvenendo per il martoriato popolo palestinese. Da questo punto di vista vi è da denunziare la complicità del governo Meloni, che è assolutamente indifferente, e in questa indifferenza, diceva Gramsci, odio gli indifferenti, perché nascondono dietro questa presunta neutralità qualsiasi capacità di prendere parte, di affrontare il problema. C'è intanto un problema umanitario che si affronta intervenendo da subito per garantire il pane ai bambini che stanno letteralmente morendo di fame ogni giorno, di sete. Ma vi è una complicità politica, perché noi forniamo armi a Israele, armi che vengono usate per mitragliare e bombardare una popolazione inerme.